Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il Friuli Venezia Giulia è tra le 5 regioni per le quali il governo ha deliberato lo stato d'emergenza per la siccità. I fondi stanziati per la nostra regione ammontano a 4.200.000 euro da destinare a interventi urgenti per il settore idrico. Ieri intanto il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, ha firmato l'ordinanza che prevede tra l'altro la chiusura delle fontane cittadine. Andiamo ora a vedere qual è la situazione dei campi friulani funestati dalla siccità, con le coltivature in grave sofferenza e raccolti naturalmente a rischio. Linea a Daniele Micheluz, che si trova in compagnia di Cristiano Melchior, agricoltore e vicepresidente di Coldiretti Udine. A voi la linea. Buongiorno, siamo tra i campi, tra Coseano e Fagagna, in compagnia di Cristiano Melchior, che è il titolare della omonima azienda agricola. Lo vediamo, questo è un campo di mais, uno dei suoi campi di mais, e le condizioni, insomma, riguardanti la siccità, tra l'altro dichiarato anche lo stato d'emergenza per la nostra regione, sono queste. Le possiamo vedere, Melchior? Buongiorno, questa è una situazione veramente che siamo di una gravità estrema. Qua lo possiamo vedere tranquillamente, il nostro mais qua nella zona non irrigua, dove qua producevamo una media circa dai 100 ai 120 quintali ettaro di mais. Questa oggi è la testimonianza di quello che è oggi. Vediamo proprio, nemmeno non si è riuscito a formare il tutolo e quello che c'è è vuoto. Guardate, qui qua oramai siamo, se il tempo proprio, ma anche se cambia il tempo, ormai saremo a produzione di 20 quintali ettaro. Quindi siamo al 30%, anche meno di quello che facevate. Allora diceva, in questi campi praticamente qui non si può irrigare perché i canali sono lontani e non si può neanche portare il tubo fino qua, quindi sono campi lasciati a se stessi. Il canale più vicino è il canale Ledra Tagliamento e da qui al canale Ledra abbiamo quasi 1 chilometro, per cui irrigare ormai è diventato quasi impossibile. È un danno economico per voi, insomma, non da poco. È un danno non indifferente, tenendo conto anche dei costi che quest'anno tra l'energia, i concimi e tutto quanto sono aumentati, parliamo quasi del 50%, e oggi per noi questo è un raccolto in perdita. In passato qui la natura, diciamo, si arrangiava anche se non si poteva irrigare. Sì, è vero, si arrangiava. Come dicevo prima, in altri terreni qui limitrofi abbiamo coltivato il mais, l'anno scorso abbiamo prodotto quasi 120 quintali ettaro. Qui c'è una grande differenza. La natura noi non riusciamo a comandare. Noi speriamo che il buon Dio ci aiuti per un proseguo, però la vedo quest'anno, è già iniziato male la stagione, ne abbiamo parlato il mese di marzo sulle difficoltà di orzo e frumento. Siamo riusciti a salvarci perché le produzioni sono state buone, però adesso con il mais non riusciremo. Andare a vendere il proprio prodotto e sentirsi dire dalle cooperative o dai privati o dai centri di essiccazione che mi porta qua il prodotto, poi vedremo più avanti che il prezzo da remunerare, non penso che sia corretto nei confronti degli agricoltori. Per quanto riguarda invece altri campi dove riuscite a irrigare? A oggi non abbiamo avuto difficoltà, il consorzio è stato molto bravo a saper gestire l'acqua, a dare una mano agli agricoltori e a oggi in questo momento qua riusciamo a irrigare. Ecco, in chiusura, visto lo stato d'emergenza, vi aspettate dei risarcimenti, dei ristori? Dovremo chiedere un aiuto alla Regione per poter venirci incontro almeno delle spese. Grazie allora a Cristiano Melchior, in bocca al lupo. Abbiamo documentato insomma lo stato di questo mais che insomma è lasciato un po' a se stesso, probabilmente producerà poco o niente. Grazie ancora, è tutto, a voi la linea. È stato presentato a Villa Rusiz Fish Very Good, il programma di iniziative per valorizzare i pesci autoctoni del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sviluppato un abbinamento nel nostro pesce autoctono del Golfo, della nostra regione, del Golfo di Trieste, di Marano Lagunare, di Grado, in abbinamento ai vini bianchi del Codin, questa volta per particolar modo i vini di Villa Rusiz. Lo scopo del GAC è quello di promuovere la pesca nei nostri golfi, cioè nel nostro mare regionale, ma soprattutto diffondere l'uso e il consumo dei pesci autoctoni, quei famosi pesci che mediamente i pescatori li pescano, li gettano a mare perché i pesci vendoli pescherie non li compra e soprattutto perché la gente non li consuma. Non li consuma perché non li conosce. Il nostro scopo è quello di farli conoscere e come facciamo? Attraverso grandi manifestazioni con Fish Very Good.
Fish Very Good è una manifestazione in piazza, partirà 16-17 luglio a Trieste, piazza Ponte Rosso, proseguirà con Sistiana per Comune 2 in Orisina, Grado, Marano Lagunare, poi andremo a Tolmezzo, andremo a Tarvisio, insomma sia la zona mare sia la zona monti per far conoscere i nostri prodotti. Cosa faremo? Li cucineremo, li faremo assaggiare, spiegheremo le loro funzioni organolettiche del pesce azzurro dei nostri golfi e soprattutto spiegheremo con dei chef come si cucinano questi pesci, la bontà di una buona cucina con questi pesci chiamati poveri che poveri non sono. Il GAC fa questo ma fa anche altro, finanzia attraverso i fondi europei della regione e Aries, società in house della Camera, li gestisce, per esempio anche infrastrutture, il Museo della Pesca di Grado, la nuova strada che da Viaggio del Pescatore ti porterà all'Itioturismo e al Dinosauro Antonio, a Viaggio del Pescatore e tante altre attività importanti, le colonnine elettriche nelle marine, insomma cerchiamo di, e poi soprattutto trasformare, aiutare i pescatori a trasformarsi in pescaturismo, visto che di pesce ce n'è poco, trasformare il loro barco e quei finanziamenti per portare poi i turisti in giro per il nostro golfo e soprattutto non far disperdere quel bellissimo mestiere che è il mestiere del pescatore. Con l'obiettivo anche di accorciare la catena di creazione del valore affinché il valore resti sul territorio. Esatto, noi con questo sistema vorremmo appunto accorciare, vorremmo fare un po' come si fa nelle verdure, chilometro zero del pesce, su questo c'è qualche problematica sanitaria ma supereremo anche questa. Siamo qui a Villa Rusic proprio per dibattere su un tema importantissimo, che è quello di riuscire ad affrontare una sfida importantissima per il settore della pesca nella nostra regione, ovvero quello di valorizzare il prodotto del Friuli Venezia Giulia, il prodotto ittico sto parlando, del Friuli Venezia Giulia, attraverso ovviamente dei modi diversi per la sua immissione sul mercato. Allora, abbiamo diverse esperienze in Friuli Venezia Giulia, la prima potrebbe essere, proprio perché è un'esperienza fatta a Grado, quella di vendita del pesce direttamente al consumatore. Il cosiddetto chilometro zero noi l'abbiamo trasformato in miglia zero, abbiamo effettivamente delle situazioni in cui il prodotto, dopo evidentemente gli adeguati controlli sanitari, può essere venduto direttamente al pescatore e al consumatore. Ma andiamo oltre, perché possiamo parlare poi di quello che è l'itoturismo. Che cos'è? È praticamente l'alternativa all'agriturismo in agricoltura, cioè ambienti dove i consumatori, dove il turismo può evidentemente trovare il pescato del pescatore che viene direttamente coinvolto nella vendita, cottura e poi vendita in ristorazione dello stesso prodotto. E ora qualche anticipazione della mostra dell'aeropittore Tullio Crali, già allestita nella Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone, che sarà inaugurata domani, rimanendo aperta sino al 25 settembre. Un artista che ha dedicato numerose opere alle frecce tricolori, essendo stato anche lui un pilota d'aereo. Domani viene inaugurata la mostra di Crali, avvocato De Grassi. Ma chi era questo signore che ha lasciato e come il segno? Tullio Crali era un personaggio molto particolare, dotato di eccezionali qualità pittoriche e di una grande coerenza nella propria vita. Lui infatti, il titolo della mostra è Crali aeropittore, sempre futurista. E lui in questo si distinse da molti, anzi da quasi tutti i futuristi, nel senso che egli fu futurista fino alla fine. E non è un caso che una delle linee di pittura vincenti di Crali sia proprio quella dedicata alle frecce tricolori, che Crali scoprì ormai anziano, aveva 76 anni quando dipinse il primo quadro dedicato alle frecce tricolori, poi diede vita a una serie che è qui esposta, proprio perché in nome di questa sua perpetuazione nella vita del futurismo. È la caratteristica fondamentale di Tullio Crali, poliedrica figura di artista che in questa mostra espone una campionatura di tutta la sua fenomenale produzione. Ci sono pezzi che non sono mai stati esposti. Ci sono molti pezzi che non sono mai stati esposti in Friuli Venezia Giulia. Diciamo che i grandi dipinti no, perché quelli magari un po' alla volta tra Trieste e Gorizia si sono visti, ma tutti assieme e soprattutto tante tra le cose, diciamo così, sperimentali di Crali, perché Crali fu un grande sperimentatore, sono invece esposte qui in maniera seriale
dico soltanto le sassintesi, i polimaterici, le piccole sculture fatte con piccolissimi oggetti, cose che sono anticipatrici, sono degli anni 30 e sembrano fatte ieri, insomma, ecco. Di queste ce n'è moltissime e non sono mai state esposte. È tutto dalla Galleria d'Arte Contemporanea di Monfalcone, la mostra del pittore Crali verrà inaugurata domani e proseguirà sino al 25 di settembre. Bene, noi siamo in chiusura, ma vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Telefriuli alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.